Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È stata siglata oggi a Pordenone la lettera di intenti per la costituzione dei distretti del commercio voluti da Regione e Confcommercio. Il documento odierno ha riguardato gli ambiti della destra tagliamento con l'illustrazione delle strategie agli amministratori locali. Assessore Bini, oggi la presentazione importante dei distretti del commercio che potrebbero essere un'arma in più per la nostra economia. Nel dettaglio di cosa si tratta? Ma abbiamo fortemente voluto con sviluppo impresa legiferare a favore di un comparto che soprattutto in questi 2 anni ha sofferto particolarmente, mi riferisco a quello del commercio. Ma i distretti del commercio sono di fatto uno strumento che verrà messo a disposizione dei comuni, mediante i quali si cercherà di rivitalizzare appunto le attività commerciali nei centri storici, nei piccoli comuni della nostra regione. Quindi una regione Friuli Venezia Giulia che oltre al distretto dei commerci sta portando avanti con forza l'ulteriore bando dell'articolo 100 di fine anno di 5.300.000 euro, i negozi di vicinato, gli investimenti nei borghi della nostra regione, quindi danari messi a disposizione del comparto, a sostegno di un comparto che in questi ultimi anni è cambiato in maniera importante sia per quanto riguarda la modalità di vendita sia per quanto riguarda la modalità di acquisto. Quindi vicini alle associazioni, vicini ai commercianti, vicini ai lavoratori. Ecco, c'è anche proprio la volontà di ridare impulso ai nostri centri storici e questo è lo strumento che potrebbe dare alto. Sì, è nato proprio da lì, insomma, da una considerazione che ho fatto per quanto riguarda lo spopolamento proprio dei centri storici e dei piccoli paesi, non dimentichiamoci tanti piccoli paesi che caratterizzano la nostra regione. Con questi strumenti si è convinti di fare, e lo stiamo già vedendo in questi ultimi mesi, c'è una ripopolazione lenta, perché insomma siamo ancora nel bel mezzo di questa maledetta pandemia, però stiamo rivedendo molte saracinesche, molti brand che si vanno ad insediare nei nostri centri storici, vedo Trieste, vedo Pordenone, vedo Udine, vedo Gorizia, insomma c'è qualcosa che si sta muovendo. Alberto Marchiori è stato un po' l'ideatore di questi distretti del commercio che diventano realtà. Ascom Confcommercio Pordenone e Comune di Pordenone sono, diciamo così, quelli che hanno acceso la scintilla per questa iniziativa. Poi ovviamente la Regione è componente fondamentale, quindi speriamo che ci sia un seguito positivo a tutto questo. Qual è l'arma strategica di questi distretti, l'arma in più? L'arma strategica è il coordinamento, l'abbattimento dei campanili e soprattutto l'ascolto del territorio. Presidente, da Pozzo oggi la presentazione dei distretti del commercio, una novità attesa che potrebbe dare impulso naturalmente soprattutto ai centri storici, ma non solo. Sì, è un lavoro iniziato tempo addietro da parte della Confcommercio regionale, dove Alberto Marchiori come delegato alle tematiche assieme a tutte le associazioni provinciali siamo riusciti ad ottenere con la Regione un percorso normativo che nel prossimo futuro pone al centro l'attenzione sui centri storici. Quindi si parla di distretti commerciali, si parla di iniziative realizzate sia dalla parte pubblica assieme alla parte privata e questo è importantissimo perché nel post pandemia noi dobbiamo rivalorizzare i nostri centri storici delle città, dei paesi, hanno un grande valore non solo economico ma soprattutto sociale e aggregativo. Abbiamo visto quando le luci dei negozi, dei bar, dei ristoranti erano spente, le città erano morte. Ecco, tutto questo non deve più riaccadere. Quanti saranno i distretti commerciali? Stiamo ragionando, chiaramente avranno un'attenzione sui capoluoghi, io penso su tutti i capoluoghi, però poi anche altre realtà periferiche consistenti, ma sarà soprattutto la capacità degli amministratori locali, noi ci mettiamo a disposizione di tutti a capire l'importanza di questo strumento. Nel dettaglio che cosa cambierà, che cosa potranno fare? Sì, chiaramente si parla di iniziative, si parla di coordinamento all'interno delle città, si parla di avibilità, si parla di organizzazione urbanistica della città, cioè tutto quello che riguarda il vivere non solo di chi ha attività economica, commerciale, pubblica esercizio, ma anche dei cittadini. Per
rispondere alle esigenze del comparto agroalimentare e alle nuove sfide dell'agricoltura 4.0, il MIZ Academy di Udine ha avviato un nuovo corso nella sede di Fletto Umberto. Agrotech Specialist, il percorso che forma tecnici superiori specializzati nelle tecnologie applicate, gli impianti, macchine e attrezzature delle aziende agricole, nelle tecniche di acquisizione dei dati e di utilizzo dei droni in agricoltura. Il corso dura 2 anni ed è frequentato da 20 studenti provenienti dalla regione, ma non solo. Parte il quinto corso del biennio 2021-2022 del MIZ di Udine. L'attenzione si sposta verso un settore importantissimo per questo territorio, che è quello dell'agricoltura, il settore primario. Assolutamente un settore di eccellenza importantissimo, perché è da volano anche per altri settori come quello turistico. Una figura assolutamente nuova, Agrotech Specialist, che va a rispondere ad esigenze delle aziende che si trovano a dover gestire cambiamenti relativi al mondo della sostenibilità, green, al mondo della produttività, quindi una giornata importante per noi, non solamente per il MIZ, ma per tutte coloro che hanno creduto nella possibilità di dare al nostro territorio una figura evoluta in ambito agroalimentare. Oggi parliamo di agricoltura 4.0. Avere a disposizione figure come quelle che vengono formate in questo corso, quanto conta anche per le istituzioni del settore? Siamo in un mondo in trasformazione e come tale anche il mondo agricolo, quello vitivinicolo, è in continua trasformazione, in evoluzione. Uno sviluppo che guarda con molta attenzione alla sostenibilità, ce lo chiede la cittadinanza, ce lo chiede anche l'Europa pensando a Agenda 2030, e quindi per forza di cose siamo chiamati a dare risposte evolute, e quindi benvengano iniziative come queste che fanno sì che le competenze possano essere elevate in un settore, quello primario dell'agricoltura, fondamentale per la società. Oggi sono una ventina i ragazzi che iniziano questo percorso che porterà alla formazione di figure davvero trasversali. Quanto serviranno poi alle aziende del territorio queste figure? Credo che saranno fondamentali. Ecco, oggi non c'è una formazione di questo tipo, una formazione che è assolutamente necessaria. Oggi si pensa a un'agricoltura che sia attenta al consumo del suolo, attenta al consumo dell'acqua, e ci vogliono attrezzature, ci vogliono mezzi idonei per fare questo, e pertanto è assolutamente necessario che all'interno delle aziende arrivi personale qualificato, istruito. Anche in un settore tradizionale come quello dell'agricoltura ci sono tanti cambiamenti che interessano i processi produttivi. È importante insomma che anche chi lavora in questo settore sia al passo con i tempi, da qui insomma l'interesse per il corso presentato oggi. Sì, l'interesse da parte delle aziende vitivinicole è molto elevato, perché oggigiorno per fare un vino di qualità bisogna utilizzare tutte le tecnologie esistenti, soprattutto per avere una produzione a basso impatto ambientale, una produzione che sappia conservare le qualità del vino, e quindi ben venga questo corso di formazione che formerà questi 20 ragazzi nuovi che daranno la possibilità alle cantine di poter utilizzare una tecnologia sempre più innovativa e sempre più performante nel mondo del vino, sempre però nel rispetto delle tradizioni e della qualità del nostro territorio. Quindi ben vengano questi corsi. Ecco, immagino che per le aziende del territorio che hanno una visione, che guardano al futuro, ci sia veramente sete di queste figure professionali. Possiamo immaginare che troveranno insomma subito collocazione nel mondo del lavoro? Sì, troveranno sicuramente subito collocazione questi ragazzi nel mondo del lavoro, anzi li aspettiamo a braccia aperti e saremo ben lieti di conoscerli e di portare avanti altri progetti di questo genere in futuro, perché proprio le aziende hanno necessità e sete, se vogliamo proprio mettere nel mondo enoico, di queste figure così altamente formate e professionali. Lei ha parlato di questo luogo e di questo corso come una sorta di fucina dove condividere idee per immaginare e costruire insieme un futuro.
Sì, perché è una cosa che l'ho vista fare anche nel mondo agricolo, forse più una volta, che si aggregavano per scambiarsi delle opinioni, confrontarsi, e quindi ho visto questo luogo, il MIZ, veramente come una fucina, perché altrimenti le idee vengono solamente se ci si mette vicino e da cosa nasce cosa veramente, e questa opportunità che hanno questi ragazzi di fare questo percorso assieme è un'occasione veramente che ci aspettiamo di vedere che cosa crescerà, che cosa riusciranno a sviluppare, perché gli strumenti gli sono stati dati tutti. Gli strumenti ci sono, è importante forse la loro creatività, le loro idee, l'entusiasmo che possono insomma portare come valore aggiunto. Sì, secondo me come persone adulte abbiamo l'obbligo di creare appunto lo status perché questo possa avvenire. Loro certamente hanno il compito di mettere a frutto gli strumenti che gli vengono dati, e sicuramente però l'entusiasmo dei giovani è quello che è la funzione, la forza di tutto questo. Piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da Voi la Linea. Approda anche in Friuli Venezia Giulia e Veneto Digi e Lo del progetto di AMGA, Energia e Servizi Gruppo ERA, a sostegno della digitalizzazione delle scuole del territorio. Ogni volta che un cliente attiva un servizio digitale gratuito, come ad esempio la bolletta online, concorre a incrementare un punteggio che viene automaticamente ripartito tra le scuole del suo comune. In questo modo, al termine dell'anno scolastico in corso, saranno regalate alle scuole del Friuli Venezia Giulia ben 50.000 euro. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo alla scuola media Pacifico Valussi di Udine, dove è stato presentato un progetto che praticamente coinvolge tutti gli istituti scolastici paritari e anche gli istituti scolastici chiaramente statali, per quanto riguarda le scuole, semplifichiamo, elementari e medie. Ne parliamo con l'assessore all'istruzione Elisabetta Marioni, perché proprio la giunta comunale di Udine ha deciso nei giorni scorsi di aderire a questo progetto, un progetto che si chiama Digi e Lode, ecco, che mira a digitalizzare, a sostenere questo processo di digitalizzazione delle scuole, in linea naturalmente con il piano nazionale per quanto riguarda la digitalizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e anche segue naturalmente segue le finalità chiaramente dell'agenda ONU per il 2030. Quindi il Comune di Udine ha inteso, aderendo al progetto in collaborazione con il gruppo ERA, proprio di dare un ulteriore aiuto alle scuole della propria città, in quanto le scuole hanno già una loro dotazione chiaramente informatica, soprattutto le scuole medie, ma grazie a questo progetto potranno ulteriormente incrementare la loro dotazione. E soprattutto ora, molto importante, questo è molto importante perché in conseguenza della pandemia le scuole hanno veramente necessità di avere un maggior numero di dotazioni informatiche. Ecco, tra l'altro questa è anche un'occasione per mettere in competizione fra loro le scuole, poi spieghiamo anche i contenuti praticamente di questa sorta di concorso. In realtà le scuole saranno messe un po' in competizione tra di loro sulla base delle scelte poi dei clienti del gruppo ERA, in quanto ogni volta che un cliente attiverà un servizio digitale, che potrà essere la lettura digitale oppure la bolletta elettronica, ecco che il progetto riceverà un punto. Se poi il cliente sceglierà una scuola primaria e secondaria di primo grado della scuola di Udine, ecco che la scuola riceverà 5 punti, ecco. E naturalmente il contributo verrà assegnato alle scuole che avranno un maggiore punteggio. Sembra un meccanismo un po' difficile, ma ce lo facciamo spiegare dal
direttore operativo di Est Energy, Albino Belli. Ecco, praticamente le scuole che vinceranno potranno ricevere un 2000, cioè un bonus, un premio di 2.500 euro. Abbiamo detto un meccanismo che sembrerebbe un po' difficile, ma intanto Est Energy su che cosa punta con questa sorta di concorso? Allora, un obiettivo è quello di digitalizzare, aiutare la digitalizzazione delle scuole, questo è un obiettivo importante. Direi che però l'obiettivo principale è quello di attivare comportamenti sostenibili, cioè accompagnare le comunità per le quali lavoriamo nell'adozione di quegli comportamenti che ci permetteranno di conseguire i goal al 2030 che prima sono stati ricordati. Sicuramente quindi l'adozione dei comportamenti digitali anche dai nostri clienti è un contributo concreto alla sostenibilità delle nostre aree e quindi assieme ad altri contributi che noi cerchiamo di dare sosteniamo questo percorso virtuoso. Quindi ogni buona pratica praticamente è un punto che poi viene moltiplicato più volte se inseriti direttamente. Ecco, mi spieghi questo passaggio? Allora, le buone pratiche sono premiate, questo è il principio del concorso. Buone pratiche, spieghiamo ai telespettatori. Faccio la lettura digitale, scelgo di non ricevere la bolletta cartacea, scarico l'app per gestire le mie utenze. Tutti questi comportamenti sono tracciati dai nostri sistemi e comportano l'attribuzione di un punto alle scuole del territorio di appartenenza dell'utenza. Quindi se io adotto uno di questi comportamenti scarico un punto sulle scuole del territorio del comune dove risiedo, anzi dove ho l'utenza. Detto questo, c'è l'ulteriore premialità se c'è la scelta da parte del cliente di indirizzare il premio nei confronti di una scuola che viene scelta come scuola di riferimento del nostro cliente. In quel caso vale 5 volte tanto il punteggio e in realtà il cliente non deve fare altro che adottare comportamenti virtuosi, tutto il resto viene fatto da un sistema di monitoraggio di cui noi disponiamo e che traccia i comportamenti dei nostri clienti, per cui non è complicato per le persone. Puntiamo molto sul fatto di innescare un ragionamento, una discussione, se possibile un contributo verso la sostenibilità da parte delle famiglie. Quante le scuole che potranno essere premiate? Allora, in palio sono 50.000 euro nel territorio che noi serviamo, che è il nord-est, che vuol dire 20 scuole che verranno premiate secondo la classifica. La prima erogazione di premi avverrà già a gennaio, alla fine del primo quadrimestre, la seconda erogazione alla fine dell'anno scolastico. Bene, quindi non c'è da augurarsi, è vero Assessore, che Udine faccia, no? Veramente che i clienti appunto scelgano le nostre scuole anche con rapidità. Bisogna fare il tifo per le scuole di Udine. E indubbiamente stiamo facendo il tifo per le scuole di Udine e anche gli stessi dirigenti, ho qui vicino a me anche la dottoressa Giannuzzi. Che sentiamo anche il parere di una dirigente, ecco, per quanto riguarda, ecco perché lei diceva giustamente, no? Diceva giustamente educazione civica a scuola, questo è un insegnamento che può rientrare proprio, no? nell'ambito dell'educazione. Sì, l'eliminazione della carta e la digitalizzazione è un atto di rispetto per l'ambiente, è una battaglia insomma, che le scuole portano avanti da anni e quindi siamo felici di appoggiare e promuovere questa iniziativa perché va appunto in questa direzione, la digitalizzazione, l'eliminazione del cartaceo come superfluo e quindi il rispetto dell'ambiente, che è uno dei temi trattati proprio nell'insegnamento di educazione civica, che è un insegnamento, come ricordiamo, trasversale. Bene, ringraziamo anche la dottoressa Giannuzzi, ringraziamo l'assessore Marioni, ringraziamo il direttore operativo di Est Energy Albino Belli. Qui dalla scuola Pacifico Valussi è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto ed ora parliamo di Lignano Sabbiadoro, ma in particolare del presepe di Sabbia, che ha colto l'occasione del 700° anniversario della morte di Dante per porgere un omaggio alla Divina Commedia con l'intento di offrire ai suoi tanti visitatori un'esperienza del tutto inedita. 600 metri quadrati di superficie espositiva, 400 metri cubi di sabbia, 5 artisti che hanno lavorato per 41 giorni consecutivi e sarà visitabile fino al 31 gennaio. Vediamo l'anticipazione.
Quest'anno si è colta l'occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, sommo poeta, padre della lingua e autore di una delle opere, dei capolavori più alti della letteratura di tutti i tempi. Si è colta l'opportunità per poter affrontare dei contenuti inediti e per poter di conseguenza sperimentare nuove tecniche espressive, nuovi linguaggi artistici. Dopo tanti anni di presepio più o meno tradizionale, certi stilemi si erano un po' esauriti, quindi soprattutto in vista di una volontà di attualizzazione e di poter far riflettere anche le persone, quindi oltre a offrire loro la bellezza delle sculture e far loro ammirare la bravura, il virtuosismo dei nostri artisti, si è cercato soprattutto di questi tempi di poter anche offrire con leggerezza dei momenti di riflessione. Quindi la contemporaneità di Dante è nota a tutti, un poeta di 700 anni fa che però è ancora attualissimo, che riesce a parlarci, che riesce a toccarci. E il suo viaggio è un viaggio all'interno dell'uomo in tutte le sue sfaccettature, quindi dall'abisso del male alle più alte vette del sublime, così un po' come il presepio anch'esso come la Divina Commedia è un percorso simbolico che l'uomo compie per raggiungere il divino, che consiste nella scena della natività, nel Natale, nella teofania di un paradiso dantesco. Così come anche il presepio con i suoi vari personaggi cerca di cogliere l'umanità in tutte le sue sfaccettature. I pastorelli presi nelle attività quotidiane quello sono, no? Rappresentano gli uomini e le donne nella loro quotidianità, nel loro essere, nella loro esigenza stessa che li fa vivere. E così Dante ha riempito il suo poema dell'umanità in tutte le sue gamme. E questo ha offerto appunto la possibilità di attualizzare alcuni personaggi del purgatorio e dell'inferno in maniera particolare, attualizzandoli. Quindi al posto dei presepi, dei personaggi del presepio, troviamo dei personaggi e delle situazioni della Divina Commedia, dell'inferno e del purgatorio. I due percorsi, quello presepiale e quello di Dante, poi culminano in una grandiosa scena finale, resa particolarissima da una grande scenografia virtuale curata dai 4 Dodo di San Giorgio di Nogaro, e quindi lì le due strade appunto si uniscono e culminano in questa scena. Diciamo un presepe molto innovativo quest'anno e che culmina appunto questa natività che è completamente diversa dalla tradizione, ecco. Si tratta di un Cristo risorto, cioè la statua, una statua di sabbia grandissima, maestosa, è un Cristo risorto e lo si vede dalle segni dei fori dei chiodi sulle mani, un Cristo gravido, un Cristo che ha nel proprio ventre Maria in posizione fetale che a sua volta tiene in braccio il bambino. Questa scultura scioglie visivamente la preghiera di San Bernardo alla Vergine nel 33° canto del Paradiso, con la quale San Bernardo cercava di rendere il paradosso teologico di Maria, una creatura di Dio che contemporaneamente diventa la madre di Dio, quindi Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Attorno a questa natività, che peraltro poi questo Cristo gravido, abbracciando questo proprio ventre con Maria e il bambino, traccia una sorta di orecchio. Qui l'allusione è al concepimento attraverso l'orecchio, di cui parlano alcuni testi cristiani antichi, per cui si dice che la Madonna concepì Gesù attraverso l'ascolto della parola di Dio. E quindi il messaggio è che anche noi possiamo fare nascere, crescere Dio dentro di noi, quindi rimanere in qualche maniera gravidi di Dio attraverso l'ascolto della sua parola. Attorno a questa natività si è creato appunto la scena del Paradiso, la Candida Rosa di Gustave Doré viene fatta girare grazie a questa meravigliosa scenografia virtuale, e crea appunto quella visione fatta di luce e di geometria che Dante ha cercato di rendere con la parola, quindi una parola nell'ineffabile paradiso, insomma. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.